Con l'inaugurazione del ponte votivo benedetto dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che lo ha attraversato per primo insieme alle autorità cittadine, in rappresentanza del sindaco Brugnaro c'era l'assessore Simone Venturini, in mattinata si sono aperte a Venezia le celebrazioni per la Madonna della Salute domenica 21 novembre, la festa più sentita dai veneziani. La festa dell'affidarsi, come ha ricordato il Patriarca Moraglia, perché ancora oggi la città in questo tempo di pandemia si affida alla Vergine, come è avvenuto nel 1630 durante la peste bubbonica. Con questo gesto tradizionale, ma avvertito in questo periodo in modo particolarissimo, il pellegrinaggio alla Madonna della Salute, una Madonna legata a una vicenda molto simile a quella che stiamo vivendo ormai da quasi 2 anni. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e si adopereranno. Venivamo con le nonne, con le mamme, con gli zii, quindi torniamo alle origini e oggi c'è un grandissimo bisogno di tornare alle origini, all'autenticità delle nostre relazioni, in particolare quelle familiari, gli affetti, e a ricordarci che non tutto è nelle nostre mani, ma alle volte è bene affidarsi a qualcosa di più grande di noi, appunto in questo caso la Madonna. Una festa diffusa, ma anche con la libertà e il bisogno di giungere fino alla Basilica della Salute. Qual è il messaggio di quest'anno in particolare? La misericordia. Importante sostegno dell'Ustra Serenissima in campo per garantire che tutto si svolga in sicurezza, compreso il tradizionale mercatino, che torna quest'anno per la gioia soprattutto dei bambini. Siamo in un periodo di ripresa della pandemia e dobbiamo essere molto accorti, quindi è raccomandata assolutamente la mascherina anche all'aperto, perché ovviamente la devozione sarà tanta.